Cari amici, la prima parola che mi viene di dirvi è grazie. Grazie perché avete dato veramente un grande significato a quella che era soltanto un'idea. Vedete, le idee sono belle, le idee ci caratterizzano, ma per realizzarle ci vogliono le menti, le braccia, le gambe degli uomini, la passione degli uomini, quella passione, quell'impegno che voi in queste 2 intense, pesanti, lo dobbiamo dire, giornate di lavoro avete messo. Ed ecco qui realizzato un momento, diciamo, di grande confronto, un momento di scambio di esperienze, un momento che ha reso contezza di quelle parole che ho speso all'inizio quando abbiamo introdotto queste giornate, ed erano parole di auspicio, parole di percezione di una esperienza, di una conoscenza. Oggi quelle parole hanno un grande significato. Grazie a voi, grazie a quello che avete espresso. Io devo dire che ho qui una relazione conclusiva. Non vi nascondo che anche questa notte sono riuscito un po' avevo già predisposto quella che era la prefazione, qualche considerazione già a me nota rispetto a quelle che sono le posizioni che potevo immaginare e voi potevate condividere. Ci sono stati tanti altri spunti molto importanti, per cui è una relazione che al momento, per quanto io l'abbia potuta integrare nottetempo con gli apporti che voi mi avete dato, ancora non la posso considerare veramente completa, perché intanto avevamo tutti preso un impegno anche sul piano comunicativo, con i tanti soci che chiedevano perché non potevano loro partecipare a questo evento. E abbiamo fatto un cambio in corsa, perché avevamo detto: state tranquilli che il documento conclusivo, le linee saranno discusse alla conferenza d'autunno, e così sarà. Questa è soltanto una bozza che per abstract, posso dirvi in tutte quelle considerazioni che voi avete fatto, e ora condenserò in pochissimo nella parte che io ritengo veramente rivoluzionaria dal punto di vista, concettuale, che io ho colto. Grazie a voi. Ma abbiamo fatto un cambio di passo durante queste giornate, perché quelle riflessioni che pensavamo di fare tra gli addetti ai lavori, questa assunzione di responsabilità che avevamo pensato di fare tra di noi siamo stati, tra virgolette, costretti a renderla pubblica in streaming. L'idea era prima di dare vita alle relazioni portanti. Abbiamo reso tutto pubblico perché i soci ce lo hanno richiesto, e vi devo dire che questa conclusione io non mi sento oggi, per quanto nutrita, corposa, come voi potete vedere, non mi sento di poterla chiudere, uno, per quella promessa, tra virgolette, gli impegni si mantengono, di condivisione alla conferenza d'autunno, sia che si faccia di persona, sia che si faccia online, perché chiaramente dobbiamo tenere conto della situazione che c'è, e un conto era far realizzare questo qui, in queste condizioni, con un numero ridotto, un conto è pensare a una conferenza d'autunno che io oggi vedo molto più da fare online che da fare di presenza. Ma anche lì, nella comodità delle nostre case, siccome dobbiamo andare a condividere un percorso, credo che possa essere e debba essere il momento, più utile e più importante per poter concludere questo. Ma dicevo, c'è un altro aspetto che vi voglio rendere noto. Avevo mandato a tutti i soci, per dar loro modo di partecipare,
una comunicazione in cui chiedevo: va bene, non potete essere presenti, però sarete presenti comunque con i vostri contributi. Bene, i contributi sono stati già in buona parte pubblicati, altri ne stanno arrivando. Devo assolutamente considerare che siamo andati oltre a ogni previsione, perché i contributi che stanno arrivando non ci consentono di poter chiudere qui la partita. Quindi teniamo aperto fino alla conferenza d'autunno. Chiaramente 15 giorni prima definiremo il documento, sarà mandato ai presidenti di zona, ai presidenti di circoscrizione, a tutti i componenti del gabinetto distrettuale, e comunque sarà argomento poi di discussione alla conferenza d'autunno, o per meglio dire di lettura e di condivisione a quell'appuntamento. Qual è, diciamo, il grande punto di svolta che io ho colto in queste giornate? Intanto io vi ringrazio veramente, ringrazio tutti coloro che siete intervenuti, perché avete svolto la vostra parte in maniera eccellente e non c'erano dubbi. Ma io ho colto che, grazie anche alla sessione che riguarda il terzo settore, ho colto che abbiamo compreso una cosa, che non è tanto il problema del numero dei club che in questo momento può inquietarci, o il numero più o meno corposo dei soci, ma è l'esigenza che abbiamo capito che dobbiamo imparare sempre più a lavorare insieme. Per cui, anche se ci sono più club in una città, dobbiamo prediligere il lavoro insieme per obiettivi, per essere più impattanti. Questo è un cambio di passo fondamentale, ed è secondo me un cambio di passo che ci mette nelle condizioni di poter rivedere a 360 gradi da qui a breve quella che è la nostra funzione, in ragione della opportunità che la legge sul terzo settore, che noi forse in questo momento non siamo in condizioni di cogliere perché siamo impreparati, ci mette in condizione, ecco, se noi questo cambio di passo, di poter cogliere quelle opportunità. E allora voi tutti, che ringrazio per la vostra pazienza, per la vostra attenzione e per l'apporto che da veri leader di questo distretto avete dato, voi tutti adesso non finite qui, non finiamo qui. Abbiamo il dovere di portare nei nostri club, tra i nostri soci, tra coloro i quali devono fare camminare queste idee, come voi avete fatto camminare quella mia idea qui, questa idea la dobbiamo calare tra i soci per un salto di qualità, che è un salto di qualità dell'ionismo, perché non possiamo metterci, non possiamo sovrapporci a quelle altre realtà che già tante cose che noi facciamo le fanno. Dobbiamo ritagliarci una specificità, che quando ci pongono la domanda: ma voi Lions che cosa fate? Come giustamente diceva Enzo Leone nella sua bella relazione, chi siete? Noi dobbiamo poter dire che siamo una parte attiva nella società e che riusciamo a coniugare quel binomio non soltanto possibile ma doveroso, di cui parlava il nostro caro Salvo Giacona, che è un binomio non possibile ma doveroso, giustamente, doveroso. Allora noi dobbiamo poter prepararci a questo, dobbiamo vedere come fare, e io dico che dalla Sicilia oggi parte un input fondamentale per poter cambiare pelle, ma non per rinnegare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma perché qui abbiamo compreso, grazie
a tutti voi, grazie ai vostri contributi, abbiamo compreso che quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è più sufficiente. Non è più sufficiente, perché la società ci chiede di più, ci chiede altro, perché la società riconosce che oltre alle mani c'è un vissuto dietro ogni Lions, dietro ogni volontario che appartiene a questa associazione, e questo vissuto noi lo dobbiamo mettere a disposizione della società, del singolo della società e di tutti coloro che nella società sono protagonisti. Quindi io credo che veramente quest'ora è un momento di grande responsabilità che affido a tutti voi che siete stati presenti, che avete avuto questa capacità di intuire che questo poteva essere un momento storico importante. Ed è un momento in cui poter dire che c'eravate è un momento di grande orgoglio. I vostri nomi saranno posti in calce al documento che sarà collazionato, che sarà divulgato, perché voi c'eravate, perché le vostre idee saranno trasmesse qui, perché il vostro sacrificio è stato importante, perché se non ci fosse state voi, tutti voi, ognuno di voi, con la vostra specificità, il risultato che avremmo raggiunto sarebbe stato diverso. E ringrazio anche gli amici che si sono collegati e ringrazio tutti coloro che ci sono stati anche attraverso, diciamo, l'averci seguito in streaming, perché anche il loro apporto sarà considerato. Dobbiamo poter dire che c'eravamo, che ci siamo, perché ci vogliamo essere, perché riteniamo che non dobbiamo assolutamente crogiolarci nel presente e che da leader dobbiamo guardare al futuro. E grazie a Franco Cirillo che si è dovuto allontanare e grazie a Maurizio Gibilaro, perché questa visione prospettica, se non ci fosse stata la vostra condivisione, io non mi sarei mai potuta permettere di farla, perché poteva sembrare un'invasione di campo e quindi voi siete stati lungimiranti insieme a me per metterci in discussione, per vincolare il nostro agire, per dire che noi non agiamo solo per noi, ma agiamo in funzione vostra. E ai past governatori voglio dire che hanno tanto da dare, lo hanno dimostrato, lo avete dimostrato. Siete veramente quelle eccellenze di cui io dicevo all'inizio, e non lo dico certamente per piaggeria, siete l'anima di questo distretto, avete dato, continuate a dare. Io vi ascoltavo o imparavo e devo dire la verità, provavo tanto orgoglio. Avete molto da dare e ha detto bene Salvo Giacona quando ha visto questa bozza, mi ha come sempre molto amabilmente suggerito: dobbiamo mettere qualcosa anche per quanto riguarda i past governatori. Certo Salvo, certo, queste risorse sono fondamentali, danno esempio, danno esperienza, danno conoscenza, danno esempi di umiltà. Quindi grazie, perché quello che ci siamo detti oggi non avrebbe avuto alcun senso se non fosse stato condito dal vostro esempio, dal vostro vissuto e da quello che ancora riuscite a trasmetterci. Quindi grazie a tutti, torniamo a casa con questo impegno di riuscire a far capire alle persone che ci aspettano nei club e che magari ci chiederanno ma cos'era, ma cosa avete fatto, cerchiamo di spiegare che abbiamo cercato di dare una svolta a questo leonismo, perché abbiamo capito che da soli o nel singolo club non andiamo da nessuna parte. Desidero, prima di concludere, ovviamente sapete che così come l'evento non avrebbe avuto il senso che ha preso se non ci fosse state voi, allo stesso modo devo dire che non avremmo potuto realizzarlo se non ci fossero stati loro. E quindi un grazie
Un grazie a Ciro Mosca e a tutto il suo comitato, tra cui la cara Maria, i fratelli Vetrano, Tiziana Di Prima e Carmelo Giuffrida. Grazie al segretario distrettuale Diego Taviano e ai suoi vice Iuri Paratore, Giuseppe Falsaperla e Letizia Gerotti. Grazie alla mia cara cerimoniera, l'amica Lucrezia Lorenzini, e i suoi vice cerimonieri Donatella Verlaccino, Ugo Sciulla e Walter Mavica. Grazie al tesoriere Luciano Calunniato. Grazie a tutta la comunicazione, a Walter che sempre fa passare le immagini più significative in quel senso che ci ha spiegato e che ci dimostra sempre, e grazie a tutta la comunicazione, ancora una volta Iuri e poi il carissimo Ignazio Calogero. Grazie a tutti, grazie.